Ecco, appunto si diceva che i servizi di assistenza sociale che dovrebbero rientrare nell'ambito dell'attività dei comuni, che però adesso sono volti ad altre magari fasce di popolazione, invece sono fondamentali per i pensionati, per gli anziani in generale. Abbiamo un altro messaggio che è arrivato: mi risulta che voi avete fatto delle petizioni per l'aumento della base pensionistica. Come è andata a finire? Presidente. Beh, questo signore è arrivato un po' in ritardo, l'abbiamo detto prima, comunque allora ribadiamolo brevemente, chiaramente. ecco, dicevamo che su questa questione delle pensioni, dell'aumento delle pensioni basse, abbiamo ottenuto un piccolo risultato che è la 14ª, che prima si dava solo questa è la 14ª, quindi non solo la 14ª, prima si dava fino a 7.200 euro, adesso fino a 9.786 euro. L'aumento della 14ª, che il 1° luglio dovrebbero riscuotere questi pensionati, va dalle 336 euro fino a 655 euro, dipende da quanti anni di contributi hanno versato, perché va in base anche alla fascia di contribuzione. Quindi qualcosa è stato ottenuto. Qualcosa comunque. è stato ottenuto, non ci soddisfa assolutamente, la nostra battaglia continuerà. Dicevo, nei prossimi mesi incontreremo brevemente anche nuovamente tutti i parlamentari e iniziative anche nazionali prima della finanziaria, perché non siamo soddisfatti di questi importi. Voi a questo convegno, che ricordiamo aperto a tutti, che si svolge sabato mattina, questo sabato mattina 17 giugno alle 9:30 alla Fiera di Padova, e che quindi analizza degli aspetti molto importanti, avete sottolineato due aspetti che secondo me sono significativi: qualità e stili di vita nella terza età. Che forse una volta a cui non si badava molto, ma adesso la qualità di vita e lo stile di vita dei pensionati è nettamente cambiato, sia perché abbiamo tutta una fascia di giovani pensionati, pensionati normali, però che sono fisicamente, emotivamente e intellettivamente giovani, molto attivi, molti nel settore, per esempio nel settore dell'agricoltura tantissimi continuano a lavorare fino a, vabbè, finché morte non li separi, però di fatto si sentono, sono più attivi e supportano i giovani, è un dato di fatto, e ben venga che sia così, perché guai togliergli la fonte del proprio interesse, della propria passione. E dopo c'è la fascia over 80 e 90 anni, che secondo i dati e altri studi che sono stati condotti è altissima, perché abbiamo dei numeri veramente importantissimi nella nostra regione, che però sono altrettanto magari sani, pieni di voglia ancora di fare, di muoversi e di altri stili di vita. Quindi ci sono diverse situazioni, no? Guardi, che non è facile. No, una delle cose però che vengono chieste a livello dei comuni padovani sono i centri anziani. I centri che anziani, sembrano delle cose, no, ma vanno a giocare a carte. No, vanno a fare attività. Tanti vogliono attività stimolanti. Vengono organizzate attività proprio stimolanti per gli anziani, e permettono anche la socializzazione dell'anziano, per cui molto spesso gli anziani soli, quelli che hanno ovviamente il fisico per poterlo fare, perché quelli che sono allettati è un po' più difficile, ma lì è già un altro... ovviamente lì prendono altri tipi di strade, frequentano i centri anziani proprio per creare, per avere attività, perché molto spesso ballano, per esempio, insomma una delle passioni che hanno è il ballo, e il ballo per esempio aiuta anche a mantenersi attivi, in salute, quindi sono cose non presenti in tutti i comuni, e molto spesso i comuni non hanno neanche gli spazi adeguati per poterli organizzare, però sono centri che servono, per esempio. Poi vi siete proposti di affiancare le attività dei comuni in qualche modo come associazione? È fattibile, visto che voi avete anche la mano, un po' il polso di certe fasce di pensionati? Beh, noi siamo disponibili, in alcuni comuni anche collaboriamo per quanto riguarda iniziative soprattutto del tempo libero. Noi abbiamo anche questi sportelli che sono partiti quest'anno, sportelli dei pensionati nei vari uffici zona, e proprio per dare informazioni, per ascoltare e poi dare anche delle risposte, ed è quello che vogliamo fare non solo con i comuni,
ma anche con le parrocchie e con le altre associazioni, perché la questione della solitudine è un problema molto grosso, molto sentito, forse molti non si rendono conto di questo, che poi porta la persona anche, alla quando depressione. è sola, porta anche all'infermità e quindi poi anche un costo anche maggiore. Ecco, questo è il nostro compito, come si diceva prima, le varie iniziative che si possono fare in paese, dei pranzi sociali, di qualche gita, del buon vicinato, i contatti con le associazioni, con l'assistente sociale, eccetera. Questo deve sempre più venire. Ecco, una cosa importante che aveva detto anche Barbara Peron, proprio alla luce di quanto dice lei Presidente, un attimo solo che leggo i messaggi. Mia madre prende 646 euro al mese di pensione, che secondo me non è corretta. Come posso fare un controllo della pensione? Valentina da Venezia. Beh, rispondiamo velocemente. Il controllo è possibile fare, l'ha detto prima anche Milanello, è gratuito. Presso i nostri uffici. Noi abbiamo, adesso vedevo Venezia, quindi abbiamo uffici sia a Padova che a Venezia del patronato INAC. Basta andare con i documenti della persona che è pensionata, firmare un mandato al patronato per poter ovviamente vedere le pratiche private del pensionato e noi automaticamente facciamo i controlli della pensione rivolgendoci all'INPS e quindi possiamo dare anche le risposte se la pensione è più o meno, cioè se è corretta oppure no. Attenzione, in modo molto gratuito e molto aperto. gratuito. Noi ovviamente non possiamo, tra l'altro i patronati non chiedono soldi su questo tipo di attività. Ecco, ricordiamoci che purtroppo, dati alla mano, ci sono tanti errori sulle pensioni, tanti diritti che non sono stati rivendicati, purtroppo, perché bisogna chiedere tutto, cioè la mentalità diffusa, soprattutto in chi è pensionato, chi è anziano, è che l'INPS fa i conti giusti. L'INPS non fa i conti giusti, sbaglia, e tante persone hanno dei diritti e bisogna andare a chiedere, altrimenti si prende veramente il minimo sotto il minimo immaginabile. Quindi attenzione a fare i conti e farli fare. E molto spesso succede che magari hanno bisogno di un aumento della pensione perché rivista su un'integrazione, non viene fatta, non voglio criticare l'INPS, ma insomma non viene fatta, certo. E quindi passano gli anni, ecco, in quel caso invece è bene andare a controllare sempre perché... E così anche negli assegni familiari. Infatti. Cioè? Che molti non riscuotono l'importo esatto. Quindi una verifica anche degli assegni familiari delle persone a carico va fatta, insomma. Assolutamente, questo sì. Poi la questione è che c'erano scritto un paio di mail purtroppo di alcuni che temevano di non riuscire neanche ad arrivarci alla pensione. E allora ci sollecitavano di parlare con le varie associazioni di categoria dicendo: sì, ma voi parlate dei pensionati attuali, parlate anche di quelli che alla pensione magari non ci riusciranno, per i contributi che non riusciranno a versare. Questo è un altro aspetto che appunto, siccome è doveroso chiedervelo, io adesso ve lo chiedo, leggendo prima il messaggio. Centri anziani sono la miglior cosa per l'anziano che può fare attività attiva come volontariato e sentirsi ancora utile. E qui mi riprendo un altro tema del volontariato, il messaggio che non avevo letto ma che abbiamo letto, non ho letto da alta voce, che diceva una signora che prendeva 600 euro di pensione e faceva tanto volontariato. Quindi non solo ricevere il volontariato, ma fare volontariato, quindi essere attivi e propositivi. Se uno sta in piedi, cammina e si muove, può mettersi a fare qualche cosa di utile, no? Voi date questa possibilità, cioè stimolate in questo senso? Sicuramente stimoliamo in questo senso tutti i pensionati che sono in grado di potersi muovere, perché fare volontariato serve per gli altri ma serve anche spesso per se stessi, per se stessi. Perché uno quando si sente utile si sente ovviamente anche più appagato. E quindi conosco io pensionate che aiutano, che fanno volontariato in parrocchia, in ospedale, in volontariato di tutti i tipi, che si sentono appagate perché sentono di dare qualcosa anche agli altri, di non avere magari la vita seduta, no? Inutile, seduta tutto il giorno davanti alla televisione, come spesso succede, insomma. Assolutamente. Ecco, volevo aggiungere su quello che ha detto la Barbara, la questione dei centri anziani. È una battaglia che stiamo portando avanti da diversi anni. Alcuni comuni che abbiamo proposto siamo riusciti anche ad attivarli,
Altri comuni, tantissimi comuni della nostra provincia non hanno i centri anziani. Non ci sono non proprio. ci sono proprio. Ecco, qua noi lavoreremo perché vengano creati anche là dove al momento non ci sono e soprattutto nelle zone rurali. Io vedo che dove ci sono i pensionati fanno conoscenze, ci vanno, partecipano attivamente e quindi dovrebbero i comuni su questo, là dove non ci sono, noi andremo a proporlo con forza. Che cosa vi aspettate come tipo di risposta? Perché in questa occasione di incontro, pubblica per carità, però intanto è importante, ci sarà a parte il professore che illustrerà questa ricerca, quindi potrebbero emergere anche dei dati molto significativi, magari se avremo l'opportunità di averlo qui con noi in studio ci farà anche piacere, potrebbe invitarlo. Ma ci sarà l'assessore ai servizi sociali della Regione del Veneto, il presidente dell'ANCI del Veneto che rappresenta quindi i comuni del Veneto, oltre che alla MIOTTO che è degli affari sociali, la Camera dei Deputati, quindi prende diciamo un'apertura anche più ampia alla questione. Che non sia meramente provinciale. Voi che cosa è che vi aspettate? Su che cosa punterete molto? Allora, intanto noi abbiamo voluto perché è un'occasione bella questa, ghiotta. Beh, certo, abbiamo voluto mettere insieme non solo i comuni, perché a volte è facile anche dal punto di vista di amministrazioni dire ma è colpa di qualcun altro, no? Cioè non ho i finanziamenti. Capita spesso, funziona così sia per i comuni, che è vero, non ce li hanno, sia per le regioni, quindi abbiamo detto mettiamo insieme tutto l'arco istituzionale, quindi partiamo dalla politica nazionale per arrivare alla politica locale. Intanto perché ci possa essere un confronto, perché una delle cose viste su studi è che i finanziamenti, i soldi gestiti a livello nazionale a volte si sperdono, no? E quindi c'è un utilizzo delle risorse che potrebbe essere più diciamo utilizzato in modo diverso. Quindi mettere insieme tutti è già qualcosa perché ci si possa confrontare. Poi, come diceva anche Milanello, noi ci aspettiamo dai comuni un'apertura, soprattutto dai comuni, un'apertura per poter intervenire insieme sulle cose che non funzionano a livello proprio comunale, perché noi vogliamo arrivare fino a Merlara, per capirci, non vogliamo fermarci, vogliamo che a Merlara o a Tombolo ci siano delle risposte giuste per i pensionati. Da che cosa è nata questa iniziativa? Qual è stata la spinta? La spinta non è una spinta, dovrebbero farlo un po' tutti questo, perché se uno vuole intervenire sui problemi locali deve conoscere, no? Allora, quando si ha questi dati in mano si conosce un po' la realtà dei vari comuni noi vogliamo. E quindi si può intervenire là dove le cose non funzionano, insomma. Assolutamente. Voi avete già i risultati della ricerca in mano? Sì. Che cos'è che a lei ha colpito in modo particolare? Beh, ci sono tante cose che colpiscono in modo particolare, Pochissimi secondi, due perché so che abbiamo poco tempo. Da un lato che c'è un utilizzo, allora i finanziamenti, si pagano le tasse ma non c'è un'attenzione nei confronti del pensionato che ha la minima. Abbiamo visto che molti comuni non fanno per esempio agevolazioni per i pensionati, quindi pagano come... come io che ho un lavoro da impiegata, ecco. Certo. E là invece dovrebbe esserci forse un po' più di attenzione perché il pensionato, l'abbiamo visto, prende 600 euro al mese, 400, e dall'altra la mancanza proprio di servizi come i centri anziani. Una delle cose che mi ha colpito di più, proprio perché ritengo che siano utili. Vi aspettavate quindi ci fosse più... Ci aspettavamo ci fossero più attività rivolte agli anziani all'interno dei comuni, quello sì. Questa è comunque una grossa mancanza, assolutamente, sì. Questo punto di delegare. Diciamo che quasi tutti i comuni organizzano i soggiorni climatici, che sono cose che servono, anzi, assolutamente, quasi tutti li organizzano, però tanti non hanno momenti di aggregazione adatti. E anche la possibilità di andare.
Manca la possibilità di andare ai soggiorni climatici, bravo. Perché dicono l'anziano deve mangiare bene, deve sì, però con fare 600 euro al mese vabbè, come fa a mangiare bene e qualità con quei pensioni assolutamente. Allora siamo giunti al termine. A questo punto rinnoviamo l'invito per sabato 17 giugno alle 9:30 alla Fiera di Padova, questo momento di incontro e confronto, dati molto importanti che verranno esposti anche da un docente universitario di Ca' Foscari, speriamo di poterlo avere anche qui con noi in studio, unitamente alla NPC di Padova, all'assessora regionale politiche sociali e poi a chi rappresenta i comuni del Veneto, la dottoressa Pavanello, per poter capire alcune dinamiche, i servizi che ci sono, che non ci sono, come funzionano, come vanno, insomma una ricerca molto significativa. Grazie ancora, grazie a voi, insomma può essere anche questa un'occasione per uscire dalla propria quotidianità, andare a un convegno, insomma apre le menti anche di chi ci ascolta, che magari ha tempo a disposizione. Buon proseguimento, noi ci vediamo domani. Questo programma è stato offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta.